e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti quanti, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. Oggi parliamo di qualcosa che ci fa venire la mosca al naso, cerchiamo di dirla così. Parliamo delle grandi opere e ci chiediamo, ma servono davvero a questa Italia o saranno future tangenti? Perché poi è quello che ci chiediamo noi, ma tutti questi soldi, tutte queste grandi opere, non è che poi succederà uno scandalo come il Mose, come tanti altri che abbiamo visto? E allora ne discutiamo il tutto con... perché ci vuole qui il professore, Alberto Lanzavecchia, docente di economia dell'Università di Padova. Grazie, buongiorno. Che ovviamente ha passato l'intero weekend a capire questi costi, questi benefici, costi, benefici, costi. Si è addormentato contando invece che le pecore, costi, benefici. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Luciano Sandona, consigliere della Lega nella regione del Veneto. Benvenuto Sandona. Buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Giacomo Cusumano del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale di Padova. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Grazie. Allora, queste grandi opere, cosa ci dice l'ANCE? Perché poi di grandi opere necessarie, non necessarie, utili, non utili, ce ne sono parecchie. Allora, ce ne sono fermo in bilico veramente 27 progetti per un valore di 24 miliardi, in realtà sarebbero 24 miliardi, punto 6 e tante cifre. L'Italia è in recessione, quindi uno dice se faccio ripartire le grandi opere, l'economia si sblocca qualcosa. Allora abbiamo visto anche che con queste grandi opere, se si sbloccasse tutto, si arriverebbe a poter avere anche circa 800.000 nuovi posti di lavoro. Però bisogna averci i soldi e soprattutto bisogna anche capire cosa ne pensano gli italiani, perché c'è stato un sondaggio molto interessante fatto dall'ANSA che molte persone dicono che 9 su 10 sì sono utili, però dipende dove le devi fare. Se le fai verso il nord le persone sono più concordi nel dire che siano utili, se le fai verso il sud un po' meno. Professore, lei che ha passato un intero weekend su costi e benefici e costi, ci dica, queste grandi opere ci servono o non ci serve? Il TAV, perché tutti dicono la TAV, ma sarebbe il TAV, perché parliamo di un treno, non è che è una galleria, il TAV. Ci serve o non ci serve? La Gronda su Genova serve o non serve? La Pedemontana Veneta serve o non serve? E via così. Mi ricordo un film con Carlo Verdone che si domandava se il Tevere serviva a Roma, perché se serviva allora lo si manteneva pulito e quant'altro, se no lo chiudiamo, lo asfaltiamo e se scorre, no? Che si faceva la tangenziale. Alla Marinetti. Ma io lo inquadrerei più in generale, poi sicuramente riusciremo a entrare in particolare anche con l'aiuto degli ascoltatori. Le grandi opere servono quando in un contesto economico mancano quelle infrastrutture di base che consentano a importare o esportare quelle merci da cui ha origine le ricchezze delle nazioni, nel bene o nel male. Quindi l'Italia è stata costruita, tutte le grandi opere, proprio in un periodo di boom economico. Direi che ci sono anche, senza andare troppo in là nel tempo, insomma negli anni 80, tra l'85 e il 92 il raddoppio al PIL, poi un po' di stagnazione, poi un secondo raddoppio arriva fino al 2008 e poi l'eterno così lento declino. Quindi non si può dire che ci mancano quelle infrastrutture di base per poter competere nei mercati, perché siamo arrivati a circa 2.000 miliardi di PIL con le infrastrutture che abbiamo, e questo per adesso lo metto da parte. Poi apro l'altro filone e cerchiamo poi di unirle, che il tema di fondo di oggi non è più tanto l'infrastruttura, l'ammodernamento di reti esistenti, ma è prendere atto che il contesto economico e sociale è cambiato anche soprattutto per effetto dei cambiamenti climatici. Cioè, i temi di fondo dove dovrebbero indirizzarsi le grandi opere sono sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che va dal dissesto idrogeologico ai fiumi che noi oggi abbiamo il 40% in meno, i laghi al 70%, l'idroelettrico che non può andare, l'agricoltura. Ecco, tutte queste cose che sto dicendo sono conseguenze dei cambiamenti climatici con i quali bisogna convivere, bisogna reagire. Senza entrare fare un'analisi tra queste grandi opere, il cambiamento climatico, sì, l'impatto ambientale, la vera necessità, sì, per non cementare ulteriormente. Nell'agenda politica, al di là di fare l'ennesimo ammodernamento di una rete che comunque ci ha portato 2.000 miliardi di PIL, certo, magari ci mettiamo meno tempo, più volumi, poi se volete si entra nel merito. Beh, ma adesso che arriva la via della seta, professore, non ci manca più niente, no?
sto dicendo che secondo me mancano tutto un filone che è urgente e che è l'adattamento ai cambiamenti climatici, perché non possiamo, alla notizia magari precedente a questo programma, aver annunciato la portata dei fiumi com'è e poi domani non spendere un euro di questo, ma come tanti altri, di investimenti e spesa pubblica che sono necessari. Cioè bisogna contestualizzare la necessità di grandi opere nei bisogni che ha una nazione. Se ha bisogno, come l'Africa, come la Cina, di creare dal nulla la propria rete di strade e autostrade, allora quella è la priorità. Sì. Ma non si può dire che non abbiamo strade. Però insomma ci basterebbe riammodernare ad esempio le linee ferroviarie che in Sud Italia viaggiano ancora su un binario unico, ad esempio, e eliminare i passaggi a livello che ci chiede anche l'Europa, ci chiede l'Europa nel 2020, perché poi no, le persone pensano di dire in Italia bisogna fare questo e quello, ma bisogna anche obbedire dei dettami. Pronto, buongiorno. Buongiorno Daniela. Pronto? Non sentiamo. Buongiorno Daniela. Beh, come l'altra volta se non si sente la telefonata, non c'è l'audio in studio. Vabbè. Ma noi non sentiamo niente in studio. Pronto? Pronto? Non abbiamo l'audio. Pronto? Ancora, vediamo se ce la facciamo. Vabbè. Si sente? Eccoci, ci dica tutto. Pronto, buongiorno. Buongiorno Daniela, buona giornata. Buongiorno, ci dica tutto. Allora, volevo dire che grandi opere significa grandi ditte. L'operaio prende sempre i suoi 1.500, se ne prende tanti, o 2.000 euro al mese rischiando la vita. Però quelli che guadagnano sono i proprietari delle grandi ditte per fare grandi opere. Non vanno a chiamare quello che in Veneto diciamo il Murareto, qua Bahia e a Cassola, vanno a chiamare ditte specializzati per grandi lavori. E fra strade e autostrade ne abbiamo tantissime. E il problema è che devono essere sempre in costruzione. Deve esserci un'Italia sempre in sviluppo, però insomma bisogna calcolare la popolazione e il paese arrivato allo sbocciare un fiore e si guarda, non è che sboccia. Quindi lei dice si guadagnano sempre i soliti, che diventano sempre più ricchi, l'operaio resta lì, magari ci rimette anche la pelle la vita, e l'economia insomma non è che viaggia tanto, sono bellissimi, grazie ai colleghi della regia, queste sono le immagini del TGV, le abbiamo visto che poi l'Italia, non so, questa linea rossa sull'Italia. Allora, grazie per aver chiamato. 049 49 06054, cosa pensate? Queste grandi opere, secondo voi servono, non servono? Basterebbe ammodernare le linee che abbiamo, come dicevo prima, facciamo un binario doppio, no? Il binario singolo come succede in tantissime regioni? 049 49 06 054. Senta Luciano Sandonal, telespettatore, dice sono sempre le grandi aziende, però attenzione, sono dati del Corriere della Sera molto recenti, le grosse imprese nel settore delle costruzioni stanno andando fuori mercato, ci sono 418.000 potenziali posti di lavoro che sono saltati e 120.000 aziende nel settore che sono morte, sparite. E allora in un'Italia che è in recessione, che è in sboom, mettiamola così, forse qualche grande opera servirebbe, ma bisogna capire, come dice il professore, quale opera serva. Ma l'ha detto lei prima, facendo partire solo i cantieri che sono previsti e tutte le opere, poi magari ne vediamo qualcuna, abbiamo un grande elenco, anche alcune che interessano anche il Veneto e i nostri territori, si creerebbero tantissimi posti nuovi di lavoro in questo momento. È anche di questo che ha bisogno il nostro Paese, però il tema principale, al di là di quello che diceva il professore, che trovo un'osservazione molto intelligente e molto arguta, perché sarà il tema probabilmente dei prossimi 10, 15, 20 anni, quindi tutte le grandi opere legate appunto a tutto ciò che è il cambiamento in questo momento, sia climatico che anche delle nostre condizioni di vita a cui ci dovremo adattare e dovremo farci anche delle domande fino a quanto saremo disposti anche a cambiare il nostro stile di vita, perché poi certe cose, per esempio vediamo che adesso uno dei problemi principali è l'uso della plastica o l'uso delle microplastiche eccetera, quindi dovremo renderci conto che 50-60 anni fa non si usava
la plastica e chiediamo se la gente poi sono disponibili a tornare al vetro, o a alla plastica bio, o a stili di vita più compatibili, diciamo. Non diciamo la Greta, perché sennò poi dopo la Gazzetta si mette in catena fuori. Però anche questo, insomma, i giovani devono chiedersi anche questo, se sono disposti a rinunciare. Però parlando di grandi opere si introduce un tema che le grandi infrastrutture nel nostro paese sono state pensate 100-150 anni fa. Pensiamo a certe strade cosiddette provinciali o regionali o statali che abbiamo attuali, no? O comunque nel primo dopoguerra, quindi tutta la rete infrastrutturale, quindi autostradale, a cominciare dall'Autostrada del Sole, che non sarebbe mai stata costruita se ci fosse stata un'analisi dei costi-benefici all'epoca. In Italia, San Donato, sa che programmiamo un costo, ce ne troviamo il triplo, il quadruplo. Però in questo momento quella è stata una grande opera infrastrutturale, anche in condizioni molto difficili, perché il nostro territorio, dal punto di vista morfologico, del nostro paese è anche un territorio alquanto diciamo diversificato, fragile, abbiamo molte montagne, abbiamo dovuto fare molte gallerie e passare anche di valichi, eccetera. Quindi la rete infrastrutturale, sostanzialmente le ultime grandi opere che sono state costruite in questo paese sono state di 50-60 anni fa. Allora chiediamoci se nelle sfide del futuro, quindi di movimentazione delle persone e delle merci, il nostro paese può avere un ruolo. Allora, questo ce lo stiamo chiedendo. 049 49 06054, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Michela, chiamo da Annone Veneto, nella Veneto orientale. Io voglio fare una domanda ultra provocatoria ai suoi ospiti, cara conduttrice, ed è questa. Si sta parlando di costo di grandi opere. A mio parere la più grande opera che è stata costruita, se si può dire costruita, che è stata imposta, è quella grande massa di extracomunitari che ci è piovuta addosso. Quanto ci è costata come grande opera tutto questo? E poi nel tempo, visto che non ci sarà nessuna integrazione perché non si può, ma ci sarà una ipotetica inclusione, cioè un convivere a stretto lama di rasoio e sempre uno che si insulta e l'altro che recepisce. Mi chiedo e mi domando ai suoi ospiti e ai politici veneti quanto ci costerà come grande opera, se si può dire grande opera. Quanto le ho detto, vi ringrazio e vi auguro Allora, molto provocatorio, signora Michela di Annone Veneto. Io le faccio dare una risposta, quindi stia con noi, dopo la pubblicità. Ricordo il numero telefonico per intervenire, 049 49 06054, siamo qui a disposizione. Allora pensate bene, ma queste grandi opere servono davvero o avete la sensazione che saranno future tangenti e non finiranno mai? Perché poi sentiamo tutti i convegni riempirsi la bocca di una parola, smart city, intermodalità. Ma cosa vuol dire? Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui ancora in diretta, sempre lunedì, 049 49 06054. Cosa pensate di queste grandi opere? Perché continuiamo a sentire a parlare di questo TAV, però andiamo a contarcele bene. Pensiamo in Veneto cosa succede. Abbiamo bisogno del tunnel del Brennero, il valore degli appalti è 5,9 miliardi di euro. La pedemontana veneta ci dovrebbe costare 2,3 miliardi, l'alta velocità Brescia-Padova 7,7 miliardi e la tangenziali venete 2,2 miliardi. Totale su questi 31 miliardi che secondo Confindustria servono per ammodernare il nostro paese, la nostra rete, 18,2 miliardi, insomma gran parte se ne sa anche in Veneto. Ma vogliamo rispondere alla signora che dice, la signora di Annone, con una grande provocazione, che la più grande opera è quella di aver spezzato i migranti. Cusumano? Ma io su questo tema, insomma, se ne è discusso già più volte. Sicuramente il Partito Democratico si è trovato ad avere un governo che doveva gestire questa situazione di difficoltà che è dovuta che ha coinciso, diciamo, con la data della caduta di Gheddafi. Da qui in poi abbiamo avuto un insieme di persone che sono arrivate dall'Africa, sono arrivate in Italia. Lo Stato ha provato a gestirle come meglio riusciva, dando in mano alle cooperative quella che era la gestione dei migranti e dando dietro un compenso per ogni singolo migrante. Si è visto che questo sistema purtroppo non ha funzionato con dei benefici
per tutto lo stivale. Di molte di queste persone purtroppo poi si è persa anche traccia, e guardando poi le statistiche si è visto che solo un 5-10% erano effettivamente persone. Quelli che abbiamo mandato in Vaticano, si ricorda? Quelli che abbiamo mandato in Vaticano. L'ultima questione della nave, ha detto li prendiamo noi poi. E poi in realtà invece nessuno se li prende. Minniti ha fatto l'ultimo passo, che poi questo governo ha deciso di continuare, creando degli hub appunto in Libia che devono gestire queste persone, però obiettivamente hanno delle condizioni di vita sicuramente molto precarie le persone che approdano in questi hub, infatti questo è un problema attuale. Salvini ha messo poi un blocco e di fatto siamo arrivati a avere numeri di sbarchi estremamente più ridotti, ma soprattutto avere un numero di morti molto più ridotto, nel senso che ne è morto uno solo perché non partono neanche più. Allora, questo ha avuto un costo di 5 miliardi, diciamo, ecco, per lo Stato Italia, se vogliamo parlare di costi. Il costo della gestione è stato di 5 miliardi. Però ricordiamo che c'è sempre la partecipazione anche dell'Unione Europea, perché delle volte non pensiamo su alcuni finanziamenti sono arrivati. Senta, io prendo la telefonata, poi lei mi deve dire, perché il TAV non vi sta qua, vi si ferma qua come l'uovo sodo. Certo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo domandare solo, non è possibile fare delle commissioni di vigilanza e di controllo anche su queste opere, anche perché sono opere che sono tanti anni che sono state progettate e bloccate. Non è il caso di andare a rivedere i progetti per vedere se sono validi oppure no. E comunque penso che sia il caso di istituire queste commissioni di vigilanza. Le commissioni, quindi lei dice dei controllori. Il mio consiglio è questo, poi io non è che me ne intendo di opere primarie così, però secondo me il discorso che sono state fatte tanti anni fa bisogna riguardarle e vedere se servono. Mi sembra un'osservazione molto intelligente. Allora, grazie per il suo punto di vista. 049 4906 054. Mi piace pensare questa commissione col capo della commissione col manganello, puff, lo dà in testa e dice no, mi stai proponendo allora, cosa ha ragione, ci vorrebbe la commissione, lei annuiva. Allora, annuisco perché questo è il classico ragionamento del buon padre di famiglia, nel senso che fa un progetto, passano gli anni e poi verifica se effettivamente la disponibilità economica c'è e se quella spesa che voleva fare ha ancora senso di essere fatta. E questo è un sistema di controlli che noi abbiamo già attivato sul TAV, appunto, che così rispondo anche alla domanda perché il TAV non ci va bene, e non ci va bene da tanto, diciamo, proprio perché si fa un'analisi costi-benefici, se effettivamente servono. Anche prima il dottor Lanzavecchi appunto spiegava il fatto che c'è una necessità di cambiare anche determinate opere in base appunto non solo al problema magari legato ambientale o gestione idrogeologica, ma proprio legato anche al cambiamento della società. È stata nominata anche la Smart City, in cui alcuni di questi progetti sono stati pensati in un momento storico in cui non c'era ancora questa visione e questa problematica. Il TAV, dal mio punto di vista personale, è sicuramente un trasporto che ci connette più velocemente al nord Europa, non lo metto in dubbio questo, però è un'opera estremamente impattante. Secondo quelle che sono le nostre analisi dobbiamo anche considerare quelli che sono i soldi dell'Unione Europea, perché se dobbiamo risparmiare i soldi non è che se arrivano dall'Unione Europea li possiamo buttare via, perché fanno parte della collettività. Però se sono stati finanziati per quel progetto, sono come la mettiamo? Perché poi vi dicono non ve li diamo più. Ma certo, ma obiettivamente se un progetto non funziona è giusto che quel progetto non abbia più i soldi e che siano investiti in cose che servono di più. Il TAV in questo momento è una linea ferroviaria che ci connetterebbe a Lione, in questo momento c'è già una linea ferroviaria che passa sopra la montagna, appunto qui si tratterebbe di fare un traforo per arrivare più direttamente a poter caricare più di merci, ma gli scambi commerciali fra Italia e Francia non sono sicuramente in crescita rispetto alle previsioni. Di fatto la portata del TAV, che poi non sarebbe più un treno ad alta velocità perché all'inizio nasce come trasporto per le persone, poi viene trasformato in trasporto merci, e hanno visto appunto che nel passaggio del tunnel, secondo quelle che sono le dimensioni di progetto, a meno che non vengano cambiate, non possa proprio viaggiare ad alta velocità per un discorso di sicurezza. Certo. In questo momento abbiamo una linea ferroviaria che passa sopra e che non viene sfruttata tuttora neanche quella al 100%. Quindi ci stiamo domandando, ma non è che ce lo stiamo domandando solo come Movimento 5 Stelle, ce lo stiamo domandando agli occhi dell'Europa e davanti alla Francia, se ha senso in questo momento fare questo investimento, visto che i rapporti commerciali sono questi. La linea c'è, ma non viene sfruttata in questo momento. Vogliamo capire effettivamente se ha un senso traforare una montagna, depauperare del loro
della loro bellezza, diciamo, la Val di Susa e tutta una serie di zone lì vicino, e quindi stiamo facendo questo tipo di valutazioni. Obiettivamente è stato molto attaccato questo sistema di operare del Movimento 5 Stelle che io difendo, e spero, mi auspico che venga applicato allo stesso modo un rapporto costo-benefici anche su tutte le grandi opere italiane. Notizia di qualche giorno fa, se non di qualche ora fa addirittura, Toninelli appunto ha detto che in Sicilia va di fatto raddoppiata la linea ferroviaria, perché in questo momento al sud non c'è interconnessione, ma tra le grandi opere... Insomma, da Napoli in poi ti fermi con la grande velocità, con i treni ad alta velocità, dopo lì ti fermi. Però non rientra nelle grandi opere. Dico che le rotaie fanno la ruggine, ma poi abbiamo visto i grandi disastri ferroviari negli ultimi anni, dove sono morte tantissime persone, il binario unico... come 50-60 anni fa i treni che si scontrano. Allora io devo prendere la telefonata, allora dice, ragioniamo come il buon padre di famiglia che dice mi serve o non ti serve. Certo, se hai comprato la casa in lire e l'hai venduta in euro e viceversa, è andata anche, ma nelle grandi opere rientra il ponte sullo stretto, certo, per dire. ma quello poi sappiamo che c'è il terremoto, le placche tettoniche che spingono, forse non serve, bisogna capire. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. A lei i suoi ospiti. Si può dire anche la TAV, cioè linea ad alta velocità, perché mi viene meglio che no il TAV. Insomma, posso dire così. Può dire quello che vuole, non si preoccupi. Oramai non è come intubare un fosso, è un'opera da finire anche se ci vorrà 20 anni? Ma come si può lasciare un'opera incompiuta così, guardando il tempo, il lavoro e i soldi persi? Io penso che si deve finire, perché lasciamo lì, non è come intubare un fosso. Vi ringrazio. Grazie. Allora, però quando parlava il signor Giusy mi sono venuti in mente tantissimi, non so, il lingotto a Torino, cioè ci sono pezzi di rotaia, cose sollevate anche in giro per l'Italia, mezze opere. Per rispondere velocemente alla signora, io non credo che il TAV, giustamente la coniugazione femminile poi viene a dire la TAV come sigla, perché sarebbe TAV detto correttamente, però di fatto non siamo per abbandonare le rotaie e il lavoro che è stato fatto così, ma siamo per cercare di capire come si possono innovare i tratti già fatti e quindi andare a interconnettersi in una maniera più proficua, senza andare a costruire strutture che a questo momento non servono, quindi magari andare a modificare quello che è stato fatto e quello che sarà fatto a progetto, in modo da rendere l'opera più continuativa e più utile. Vabbè, comunque in questo momento il TAV, la TAV che vi piace tanto citare così, ci costa in maniera occulta come tassa 13 miliardi di euro all'anno. Professor Lanzavecchia, lei mi diceva, quando ha chiamato il nostro telespettatore, sulla commissione, no? Istituiamo una commissione. L'idea in effetti è buona ed è stata anche proposta dalla Commissione europea con un progetto pilota che ha coinvolto 11 Paesi membri su 17 opere, di cui in Italia 4. Ad esempio, pochi sanno che a Messina, a Sibari, a Milano furono quindi provate queste sperimentazioni, che prevede proprio una partecipazione della società civile, di associazioni, quindi dal basso, che monitorano l'opera pubblica, l'avanzamento del cantiere e si fanno quindi anche garanti di trasparenza. Nel progetto pilota queste associazioni indipendenti erano Transparency International, ActionAid, però proprio stamattina ero in una riunione pubblica dove si sta cercando di capire proprio come far anche un po' crescere la democrazia, perché la democrazia presuppone partecipazione. La democrazia dal basso, sì, come un po' il Movimento 5 Stelle ha sempre proposto. Sì, cioè la democrazia non si esaurisce nel momento elettorale, è tutto quello che viene prima, è quel momento in cui si scambiano opinioni, ma ci si abitua anche al confronto, alla ricerca delle informazioni, alla valutazione di ipotesi, di scelte. Ecco, questo progetto pilota, che ha come nome i patti di integrità e va nella cornice diciamo, della open government, insomma, di questa trasparenza della cosa pubblica, presuppone appunto che quando si bandisce un appalto, una parte del costo dell'opera vada a finanziare un organismo indipendente terzo,
a cui partecipano, un po' come l'Agenda 21, partecipano un po' tutte le associazioni, chi è esperto di diritto, chi di impatti ambientali, chi magari solo di bilancio, di normativa fiscale. Ecco, si formano questi tavoli di lavoro della società civile che si interfacciano con la pubblica amministrazione e riferiscono ai cittadini dell'avanzamento. Ma quindi persone strutturate, studiate, perché da come me le descrive... Certo, addirittura dice, la figura... magari quello ci può avere questo interesse, magari quello ha questa aziendina, la moglie da collocare, il nonno da... Nella figura prevista delle esperienze pilota era proprio a livello quindi internazionale che c'è, chiamiamolo il mentore, piuttosto che il guardiano, che verifica... Mi dica il navigator. No, era termini inglesi, però non navigator, o garante o il guardiano, che appunto su ogni decisione esprime quindi col suo rischio reputazionale una persona che ci mette la faccia, va male, ciao ciao. In modo che ai cittadini parlano i cittadini. E questo è un po' come l'accesso... Però strutturati in questo caso, quindi non cittadini, mi spiace, il signore che ha il negozio, cioè dice cittadini strutturati, prendo la telefonata, qua ci sarebbe polemica, prendo la telefonata da casa, pronto, buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Intanto un gran saluto da parte mia a tutti i suoi partecipanti a questo dell'Antenne 3. E io sono un cittadino che da 35 anni giro per il mondo e vi dico una cosa solo, le opere vanno fatte, perché ampliare un po' il sistema di comunicazioni con altri paesi è molto importante per l'Italia, perché siamo un po' tagliati fuori dalle forze politiche del passato che hanno speso soldi in posti di strade che sono rimaste non completate. Questa sarebbe una bellissima cosa se il nostro governo facesse qualcosa di completare quell'opera della TAV, di completare. Una cosa che io giravo spesso Francia e Inghilterra, sarebbe una bellissima cosa e vi saluto. Grazie. E vi ringrazio. Quindi lei è un cittadino europeo che gira da 35 anni, quindi vede in Europa cosa succede. Grazie davvero. Allora io devo andare in pubblicità, poi sentiamo Sandonà, quindi va nella direzione che sposa insomma anche la Lega. 049 4906 054, torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 490 6054. Cosa pensate di queste grandi opere? Servono davvero, non servono? Ne abbiamo citate tante, ma ne abbiamo citate alcune in Veneto, le tangenziali, l'alta velocità Brescia-Padova, la pedemontana veneta, il tunnel del Brennero, ma se andiamo giù abbiamo la Gronda di Genova, l'autostrada regionale Cispadana, l'autostrada Cremona-Monza, la terza corsia della 11, l'autostrada tirrenica, e un tratto viario della strada statale 106 che pare che sia di fondamentale importanza. Quindi avete visto com'è, insomma, gran parte delle opere fondamentali, circa diciamo 16-20 siano verso il nord e qualcuna verso il sud. Allora anche il telespettatore dice finiamo quello che c'è da finire, come la signora Giusi e questo telespettatore, però come dicono anche loro due bisogna che usiamo la testa per capire se servono o non servono, vanno bene adesso. Basta che questa non sia una scusa per bloccare, diciamo, ancora una volta i cantieri, per prorogare, per portare avanti quelle che sono necessità, perché di queste opere che lei ha citato prima si sta parlando non da 5-10 anni, ma si parla da 20-30 anni, 40 anni, sono opere che erano necessarie già qualche decina di anni fa, probabilmente non dico che sono superate, ma proviamo a viaggiare con le merci, cioè rendiamoci conto che per esempio per partire, che ne so, da Bassano, faccio un esempio qui Veneto, per partire da Bassano e venire giù a Padova c'è da affrontare una strada che ormai si percorre a 30 km
orari di media, e tutto questo non è solo un costo in termini economici, ma diventa anche un costo in termini ambientali e di qualità della vita anche per le persone, per la gente che poi frequenta quell'arteria e si trova per esempio per un'ora, un'ora e mezza con un camion davanti che procede, diciamo, a velocità molto ridotta. Giusto per andare ai nostri esempi, le tangenziali delle grandi città del Veneto sono state realizzate con i soldi e con le economie fatte dall'autostrada Serenissima, perché con quello sono state realizzate tangenziali a Vicenza, a Padova, gli accordi. Tutti gli accordi, ma anche dal punto di vista economico. Cioè, con tutto il rispetto del raddoppio delle linee, delle tratte ferroviarie sicuramente inadeguate della Sicilia, è un tema importante sicuramente, ma l'economia gira al nord, gira nel Veneto, il cuore pulsante del paese. Però se diciamo, io, scusi, investo sul turismo, il turismo sappiamo è un bel mare, voglio andare a vedere i bronzi di Riace. Il sud ha un sacco di materia. Il sud ha un sacco di materia, ma si può raggiungere anche via aerea, si può raggiungere, cioè sappiamo, la Grecia viene raggiunta dall'1% delle persone via terra e il resto la raggiunge tramite l'aereo, perché è il mezzo più idoneo, più veloce, più anche economico. Ma se io mi facessi un bel TGV Venezia, che ne so, Siracusa, che non è prevista nelle grandi, diciamo, nelle grandi tratte previste dai corridoi europei. Cioè arrivare in Puglia, destinazione di un sacco di veneti per le vacanze, è un casino arrivarci. Sì, però ci si arriva. Sì, già solo andare a Treviso, perché devi cambiare a Mestre, per esempio. Se uno dice vuole andare anche... Le grandi opere servono soprattutto al sud, perché mancano totalmente, c'è metà Italia. Per esempio al sud ci sono delle bellissime autostrade, le chiamo autostrade anche se non sono a pagamento, a 2 corsie, dove al di fuori del periodo estivo ci si può sdraiare in mezzo alla strada e non passa nessuno, mentre qui dalle parti nostre abbiamo le vecchie strade statali che sopportano dei traffici ricordo uno per tutte, la strada, la Valsugana, diciamo, che taglia da nord a sud il Veneto centrale e che sopporta quasi 50.000 veicoli giornalieri. Ecco, lì sarebbe necessaria l'interconnessione, per esempio, con la nuova superstrada Pedemontana Veneta, e questo è un altro dei temi, diciamo, che abbiamo in Veneto, perché se le imprese soffrono, diciamo, anche in termini di costi, e non c'è velocità nello scambio, diciamo, delle merci, veniamo tagliati fuori. Ma io è per quello che dico, dobbiamo credere nelle rotaie, perché il trasporto su rotaia, anche quello è importante. Certo, il trasporto su rotaia, ma attualmente, diciamo, sono ben poche le merci che vengono trasportate su rotaia, perché l'interconnessione risulta difficile per una serie di motivi. E le manca l'interporto non è connesso. Pensavo prima al telespettatore che ci ha chiamato, le grandi opere vanno finite, questo Mose lo finiremo, ma già il nome secondo me è stato un po' sfortunato. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, volevo dire che queste grandi opere, chi è che controlla? Pronto? Chi è che controlla queste grandi opere perché vadano fatte bene e senza buttare via i soldi delle persone che noi viviamo? Ipotesi, Genova. Chi è che ha controllato Genova? Come è andata a finire? Che abbiamo visto tanto maccione fatto. Chi è che controlla? Quello della Lega che dice non serve, noi non vogliamo entrare in Europa, e poi parla delle strade, che dobbiamo fare le strade. Ma allora mi sembra una contraddizione. Allora vogliamo o non vogliamo allargare questi collegamenti con gli stati vicini? Il Mose come è andata a finire? La villa che l'ha rovinata e l'hanno fatta vedere ieri, quella verso Rovigo, quella di Galan, ma ci rendiamo conto cosa facciamo? È tutta la piena di rovi, e prima di andare via ha rovinato tutto. Ma che coscienza hanno questi politici? Brava signora. Allora hanno la coscienza di tenersi la sedia a qualunque costo. Vediamo adesso, per esempio, vediamo TAV sì, TAV no, come sono in contraddizione la Lega con le 5 Stelle. Ma allora noi che siamo cittadini
normali, a chi crediamo? E i giovani ci hanno dato un bel esempio, i giovani, che si sono per l'ambiente cosa hanno fatto loro, però non è stato parlato tanto. Perché questi ragazzi non sono stati presi sul serio. Allora signora, guardi, io la ringrazio per il suo punto di vista perché ha posto dei bei quesiti, no? Come anche il concetto della credibilità. Sul Mose è uno dei misteri di Fatima, anche quello sarà svelato. Noi sappiamo i dati certi, che io dico sempre, citiamo il professor Dal Paus, ci dice quando entrerà in funzione sarà pressoché inutile, perché qual è il problema di tutte queste grandi opere? Che unisce tutti, il fil rouge, come direbbero i francesi, la programmazione. In Italia non si riesce a fare una programmazione, non si vede più in là forse del like, don't like, Instagram eccetera, i vari social. Cusumano, forse anche questo è il problema? Ma allora diciamo che sul Mose c'è una progettazione a partire fin dall'inizio purtroppo assurda, nel senso che non c'è altra città al mondo che abbia costruito una struttura del genere, ma le strutture similari per casi simili sono che approdano dalle coste, diciamo, delle paratie che escono dai lati fino a chiudere, piuttosto che delle barre in acciaio che vengono calate dall'alto. Queste sono le uniche due strutture che io ho sentito, ho visto, insomma, attraverso una ricerca che ho fatto, che effettivamente funzionano, perché l'acqua marina appunto va a distruggere quelli che sono i materiali interrati, quindi conduttore anche di elettricità. Già accaduto anche da quindi, noi, no? I cassoni, le mare, si rovinano, non vengono su, rovinati, perché appunto c'è un'ossidazione, c'è tutta una serie di elementi chimici dovuti anche alla composizione del mare, alla conduzione dell'elettricità che non conosco nel dettaglio, che portano a deteriorare. Infatti l'ho visto varie volte su programmi televisivi, mega disastri ingegneristici mostravano proprio il Mose. Purtroppo il Mose è una grossissima opera che come idea poteva essere anche bella, di avere un qualcosa di invisibile che a un certo punto si alza. Guardate che bravi i colleghi della regia che vi stanno mandando montano, la cosa ad hoc praticamente. Perché le altre strutture che ci sono in giro per il mondo sono sicuramente più impattanti a livello visivo. Noi dobbiamo cercare di rientrare con i costi e fare l'analisi, serve, perché io sono d'accordo che molte strutture servano e vanno fatte, ma è anche vero purtroppo da rapporti antimafia che le grosse infiltrazioni sono proprio sulle grandi opere, ma è logico pensarlo, più grande è un'opera, più grande è anche magari la persona che entra. Però bisogna controllare i costi, perché anche la Pedemontana in Veneto insomma sta costando 12 miliardi quando si è visto che i costi reali dovrebbero essere 2,2 io ho il costo di quelle che sono le opere citate adesso, ve lo dico, e la Pedemontana è a 2,3 miliardi. L'opera complessiva? Io ho questi dati ultimi del costo in questo momento. Costa meno al chilometro, ecco. Essendo un territorio fortemente dove già ci sono costruzioni, eccetera. Dopo ci sono, la Pedemontana ha avuto anche questa una storia abbastanza complicata, però è un'opera che quando inaugureremo e verrà inaugurata... Prima del Mose. Questo non lo so, però entro la fine del 2020 c'è la consegna, c'è solo il punto di domanda della galleria di Malo, che è stata bloccata per un incidente tragico dove è morta una persona, è stata bloccata dal tribunale per quasi 3 anni, ma è un'opera, diciamo, con 14 caselli, 96 chilometri, è una delle opere che costa meno, autostradali che costa meno al chilometro, quindi come costo. E il punto di passaggio fra il fatto, appunto, basta che venga percorsa da 23.000 veicoli al giorno per riuscire a essere, diciamo, produttiva per quel che riguarda la barriera, diciamo, autostradale. Questo pensiamo che la strada parallela, che è la Treviso-Vicenza, diciamo, ha una percorrenza di più di 40.000 veicoli al giorno, quindi noi contiamo... Quindi dovrebbe succedere come è successo sul passante di Mestre e tangenziale di Mestre. Sì, anche lì c'hanno un sacco di polemiche, però se pensiamo a cosa è adesso... Ammazza quanto costa quel passante attraversarlo, Sì, ho capito, costa però adesso... Però io vedo che la Corte dei Conti, appunto, fotografa quella che è la gestione della Pedemontana
Regione dicono un'altra cosa, dicono che la Regione Veneto ha ricevuto una lettera con 4 contestazioni dei magistrati contabili che vogliono vederci chiaro delle spese che sono passate da 3 a 13 miliardi. Questo è quello che era rimasto come ultima informazione, oltre ad essere stata costruita sui rifiuti. No, sui rifiuti discarica, sì. È passata sopra discarica, però ha ricevuto tutti i pareri tecnici favorevoli. Ma sì, che abbia i pareri favorevoli non conta il fatto che sia fatto sui rifiuti. C'è qualcuno che ha lì, cioè non tutta la pedemontana, è passato diciamo un pezzo sopra perché non si poteva, come anche la Valdastico, non si poteva evitare quella discarica che è una discarica insomma, degli anni 50. Si poteva bonificare, insomma. Si può vedere che cosa piuttosto che vadano le falde fuori. acquifere, che ci siano tutta Questa è una cosa, un po' una storia tecnicamente comunque la cosa sta in piedi, altrimenti non avrebbero dato l'ok, diciamo, al passaggio della strada. Poi devo dire che le ultime notizie, la Corte dei Conti ha approvato tutta la struttura della pedemontana, tanto che il commissario straordinario è l'avvocato Corsini, che è anche, diciamo, che è anche membro dell'Avvocatura dello Stato, e quindi lui è commissario straordinario da più di 2 anni, diciamo, nella pedemontana veneta. Quindi allora, la pedemontana veneta mi sa che vedrà la luce prima del Mose, perché poi il Mose probabilmente, chissà, si spaccano altri 5 cassoni, lo devono risistemare. Il Mose è arrivato quasi alla fine. Guardi, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, come si dicono, però insomma diciamo che i processi veramente ci hanno mandato in disgrazia queste grandi opere. Abbiamo sempre le persone, tutti noi cittadini ci vediamo spesso del marcio. Dobbiamo andare in pubblicità. 049 4906 054, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Allora, chi ci ha chiamato è indeciso tra dire, anzi c'è chi ha detto sì, è giusto che finiamo queste opere, ma anche chi ha detto ma perché le dobbiamo finire, è meglio metterci una giuria popolare. Ci ricordiamo il giudice Santellicheri di Forum, mi ritiro per deliberare. Esatto, si ritirava per deliberare, oppure dice sì, fatele, ma bisogna capire se servono, dove vanno a finire i nostri soldi. Guardate cosa è successo, vi ricordate l'estate scorsa, il ponte Morandi a Genova, che tragedia immane, perché poi le grandi opere sì, facciamole, ma poi come le controlliamo, come le gestiamo, perché anche queste analisi costi-benefici. Professore, è dura, perché sul ponte Morandi che dice la gente? Lì è andata a inserirsi in un contesto che era già difficoltoso del traffico, che erano nell'attesa di una variante, un po' come fu fatto per il passante di Mestre, che nel gergo dei genovesi si chiama la Gronda, cioè quindi l'abbiamo citato prima. Una circonvallazione esterna. E tra l'altro lì si inserisce anche in un nodo logistico nevralgico che è il porto di Genova, che è il nostro appunto anche da approdo della Via della Seta per aprirsi poi al nord Europa. Per cui in tutto ciò c'è stata anche la sfortuna di inserirsi in un punto nevralgico della logistica, sia cittadina sia anche del trasporto merci, e quindi ecco, in quel caso l'urgenza mi verrebbe a dire a qualsiasi costo, perché i benefici sono sia per il contesto locale ma anche per tutto il trasporto che è di là da venire. Rimango perplesso su altre opere che in fondo c'è già un'alternativa che non è sfruttata, ma lascio poi alla politica fare le proprie decisioni, se non quello di portarci un po' a guardare nel lungo periodo, perché magari anche grandi opere pensate 10 o 20 anni fa in un contesto di trasporti, di traffico merci verso una certa direzione, ecco, poi il futuro sta cambiando rapidamente ed è l'Oriente la rotta degli scambi, quindi ecco, il messaggio magari più che non si trova nei costi-benefici, ma è proprio di vedere un po' lungo, cioè lasciare all'azione politica un lascito che verrà colto da chi seguirà a 10 anni dal termine del mandato politico. Se invece si vuole raccogliere subito... lo vede più sulla rotaia, sulla gomma, perché qua bisogna anche comprendersi, capirsi, perché in Italia attualmente dai dati statistici ci sono solo 2 città che sono smart city, cioè quelle città che hanno l'interporto, dall'interporto partono e vanno le merci vengono portate in città con mezzi ecologici, e sono 2, Parma e Padova. Ma com'è possibile nel 2019, in prospettiva nel 2020, tutti ci chiedono o il trasporto fluviale,
Bisogna chiedere ai nostri colleghi di economia dei trasporti o di ingegneria. Rilevo solo, anche magari dal punto di vista dei mercati, insomma, di cosa chiedano gli aspetti, i temi finanziari, che il tema del trasporto si sta collegando con il modo di produrre e vendere. Cioè, attualmente la produzione della Cina per raggiungere l'Italia, l'Europa, impiega un mese con anche di trasporto via nave, con anche alcuni punti critici, pare un po' paradossali, ma legati ai pirati che ci sono. Navigazione, perché per chi non lo sa, le foreste del Borneo, dell'Indonesia da anni sono perennemente sotto incendio per far spazio alla produzione di olio di palma. Questo però comporta delle difficoltà di navigazione perché si naviga costantemente sotto una coltre di fumo, per poi arrivare un po' sconfitti sul Golfo di Aden, insomma le altre infiltrazioni di pirati. Al di là dei rischi, comunque sono dei tempi di percorrenza di almeno un mese. La via della Seta, che peraltro è già in funzione, nel senso che il treno sia da Pavia Mortara che da Londra in via sperimentale che della Deutsche Bahn, delle vie ferroviarie tedesche, fu già avviato e ci mette la metà del tempo. Quindi la vera domanda è però quanta merce può viaggiare in treno. E che tipo di merce? E che tipo di merce? Perché in una nave ci stanno 20.000 container in una nave, che ci impiega un mese. In un treno, per quanto sia a 40 lunghezza massima, ci stanno due container per vagone da 20 piedi, parliamo di un centinaio, quindi riesce a trasportarne in un ordine di grandezza che parliamo delle centinaia rispetto ai 20.000, in un tempo di percorrenza che è la metà. Quindi la vera questione che dovreste tutti cominciare a capire è che è questione di approvvigionamenti, di come produrre e dove produrre, perché la tendenza è quella di produrre in tempo reale. E quindi vuol dire oggi abbiamo l'esigenza di un certo prodotto che parte l'ordine, viene realizzato e trasportato nell'arco di una settimana. Quindi più rendiamo veloci le linee di trasporto, più rendiamo competitiva la produzione lontano da noi. Oppure cominciamo a produrre qualcosa più vicino, se ce n'è la possibilità. Ma ad oggi il mercato non è qua la fabbrica. Dov'è la fabbrica? Ce lo dire, la fabbrichetta, come direbbero nell'ombra, la fabbrichetta. Attualmente la capacità produttiva del mondo è in Cina. Cina, est Cina. Ma vi ricordate il fascino dell'Oriente Express? Ah, quello sì, con quel bel treno che attraversava, che andava. Allora, ha capito Luciano Sandonà? Qua bisogna ragionarci, come ci ha detto il professore, ha sentito una nave trasporta X container, un treno molti meno, quanti treni ci dovrebbero essere, il consumo dell'elettricità, forse ha senso questa via della Seta? Voi siete critici? Ma noi siamo critici anche più che altro per motivi geopolitici, cioè che aprire le porte, siamo il primo paese del G7 che firma un accordo di questo genere con la Cina, forse andava approfondito un po' meglio e occorre anche dare una valutazione complessiva anche con i partner dell'Unione Europea, perché stiamo parlando di grandi numeri con la Cina, non solo dal punto di vista produttivo ma anche dal punto di vista della popolazione, cioè ci troviamo di fronte a un paese che ha più di 1.300.000 abitanti, che è un gigante sicuramente produttivo sotto certi punti di vista, sappiamo anche poi come producono, a volte insomma non rispettano gli standard usati in Occidente, non solo dal punto di vista qualitativo ma anche ambientale e lavorativo, le condizioni di lavoro delle persone che lavorano. E poi il grande tema a mio parere dal punto di vista economico è anche la valutazione della loro moneta, che crea dei gravi squilibri nel commercio mondiale, perché finché la loro moneta è sottovalutata da un punto di vista monetario, quindi vale meno rispetto e non fluttua liberamente, tutto ciò crea il fatto che le loro merci costeranno sempre di più, al di là di tutti i fattori di sviluppo. C'ha ragione 5 giga a sto Trump non gli vanno giù, meglio fare un bel muro in Messico che non arrivino i 5 giga. I 5 giga è un altro fattore di controllo
di tutto ciò che sono i punti nevralgici e strategici di un paese, che non sono più oramai come una volta c'erano le spie, gli 007, ma certo, è tutto sulla rete, sono le grandi reti di comunicazione, tutte queste cose. Allora Cosumano, io devo chiudere, però una battuta, cioè, questo accordo è stato siglato, lui osservava il fatto del rispetto ambientale, rispetto lavorativo, forse questo dovrebbe osservare l'Unione Europea quando andiamo a importare merci e richiedere, come richiedono in Italia o in Francia, dei super standard anche su cosa importiamo. Comunque questo è un altro credo che capitolo. sia necessario fare un'analisi sulle condizioni lavorative della Cina, e questo non lo metto in dubbio, ma dobbiamo anche pensare che già oggi la maggior parte delle cose che noi compriamo legate magari a software, tecnologia, device e cose del genere, già moltissimi prodotti anche d'abbigliamento, tessuti arrivano dalla Cina. Potenziare questa via e trovare degli accordi con delle regole precise non permetterà solo ai cinesi di importare più facilmente il materiale che tutti i giorni noi utilizziamo, ma permetterà di mettere delle regole e permetterà anche a noi, Stato Italia, e anche ai paesi dell'Europa di commerciare con la Cina e vendere quelli che sono i nostri prodotti per vie più semplici. La notizia di oggi è che si stanno firmando degli accordi appunto per la vendita delle arance addirittura italiane in Cina. Abbiamo un sacco di prodotti che dobbiamo... Purché non vengano buttate via. Purché non vengano buttate via, abbiamo un sacco di possibilità da questo accordo. La via non è mai sbagliata, dipende sempre come viene fatta, e questo è il senso principale. In questo momento stiamo valutando assieme alla Cina un progetto che coinvolgerà oltre il 50% della popolazione mondiale per un investimento di 1 miliardo di miliardi che di fatto coinvolgerà e cambierà l'economia mondiale. Secondo me la via non è mai sbagliata, si ricorda quel film che abbiamo visto tutto, che ha incastrato Roger Rabbit, c'era Jessica Rabbit che dice ma io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Certo. Allora ci chiudiamo con questo sorriso, quella è una riflessione. Ringrazio tutti coloro che hanno chiamato, chi ci guarderà, chi ci ha guardato da casa, chi ci guarderà in replica, ringrazio davvero molto Alberto Lanzavecchio, docente dell'Università di Padova di Economia, grazie a Luciano Sandona, consigliere della Lega della Regione del Veneto, anche se porta un po' di rosso, la perdonano, grazie a Giacomo Cosumano, consigliere del Movimento 5 Stelle al Comune di Padova. Noi torniamo domani, arrivederci.